Buonasera. La conferenza di questa sera è svolta dalla professoressa Francesca Pino, che è una storica, archivista, che ha svolto ampie ricerche storiche anche sul Settecento milanese, ma ha concentrato, direi, negli ultimi tempi della sua vita le ricerche proprio su la banca commerciale, peculiarmente sulla figura di Francesco Mattioli. La professoressa infatti ha fin dal 1984 creato prima e diretto poi l'archivio storico della banca commerciale italiana, poi Banca Intesa, Intesa San Paolo. Per citare una delle sue ultime pubblicazioni, perché è autrice di numerosi interessanti saggi, nel 2023 ha pubblicato un testo, Raffaele Mattioli, una biografia intellettuale edita dal Mulino, e ha curato anche una ricerca sulla formazione della classe dirigente, l'ultimo progetto di Raffaele Mattioli. Indagando sulla figura di Raffaele Mattioli, la professoressa Pino fa luce su un periodo che è davvero già molto studiato, ma che è anche tuttora connotato da larghe zone d'ombra, e studiare da più angolazioni persone di così alta caratura come era appunto Raffaele Mattioli ha certamente comportato delle difficoltà, ma anche aiuta tutti noi ad avere più strumenti di comprensione e di valutazione di un periodo davvero complesso. Dal momento in cui Raffaele Mattioli, come lei scrive, entra da giovane nella sacrestia del capitalismo e vive da una posizione di altissimo rilievo le vicende dell'economia e della politica dell'Italia dagli anni 20 fino ai primi anni 70 del Novecento. È un personaggio, come vedremo, davvero inconsueto, anche perché accanto a una rigorosa competenza professionale coltiva una serie di importanti ambiti culturali. È uomo di grande cultura, ma che interviene anche nella costruzione della cultura attraverso anche la fondazione e la cura di linee editoriali di altissimo pregio. Grazie. Pronto? Ecco. Io ringrazio a mia volta l'Istituto Ligure per questo invito e per la possibilità di condividere con voi la ricostruzione della figura e delle tante opere del banchiere Raffaele Mattioli. Sono molto... È importante che riproponiamo al pubblico odierno questa figura per sottrarla all'oblio che fatalmente rischia di farci dimenticare le grandi figure del nostro passato e che possono aiutarci con i loro insegnamenti e con il loro esempio. Le premesse di questo mio lavoro risalgono a oltre 30 anni fa, quando fui chiamata dal senatore Leo Vagliani a Milano per occuparmi dell'archivio storico della Banca Commerciale Italiana. Allora non esistevano gli archivi storici aziendali e il nostro fu uno dei primi ad aprire le porte al pubblico, perché c'era molta domanda di ricerca da parte degli storici dell'economia. E questo personaggio di Mattioli mi pareva però un po' incomprensibile, vi confesso questo, nel senso che era oscurato da una coltre di leggende, di aneddoti. Sembrava un po' improbabile che avesse potuto fare quello che si diceva che avesse fatto.
Ed è così che con scrupolo ho cominciato a indagare quello che non erano i documenti di banca, quindi andare a monte, perché quello che importa sempre come punto di partenza è studiare il periodo di formazione di queste personalità. E è stata una rivelazione per me, ma anche per gli storici, che non conoscevano nulla della sua provenienza e dei suoi maestri e dei suoi studi. E cominciamo quindi proprio dal suo Abruzzo, terra natale, era nato a Vasto e aveva poi continuato gli studi a Chieti all'Istituto Tecnico Commerciale anche per geometri, ed era una buona scuola, perché la nostra Italia ha avuto delle eccellenze nel suo sistema scolastico. In questa cittadina si insegnavano le materie tecniche aggiornate e anche si facevano dei buoni studi di letteratura e di storia, e aleggiava uno spirito risorgimentale molto forte, per cui gli allievi uscivano motivati a seguire alti ideali. E in più si studiava bene la matematica, tutte le scienze e 2 lingue straniere. Anche questo è un punto di partenza che poi ha aiutato Mattioli. E nel dicembre del 1912 Mattioli approda proprio qui a Genova e si iscrive all'Istituto Superiore di Studi Commerciali, che è quella che oggi è la Facoltà di Economia e Commercio, seguendo le orme dello zio omonimo Raffaele Mattioli, che era diventato un alto dirigente della navigazione generale italiana. C'erano diversi parenti qui a Genova, e Mattioli lo vedete nella prima foto che conosciamo di lui e che ci è stata data dalla famiglia Mattioli, matricolino a Genova nel dicembre del 12. Nella facoltà di economia del tempo, come ha ricostruito la professoressa Massa, che ho il piacere di aver salutato poco fa, si studiavano le materie pratiche legate all'economia della città, al porto, alla borsa, e il maestro più importante di Mattioli fu Attilio Cabiati, che insegnava la politica commerciale e legislazione doganale. E Cabiati è stato riscoperto in questi ultimi anni. Abbiamo condiviso con la professoressa Rolandi una grande stima per questo maestro degli studi, che si è molto prodigato nelle battaglie di politica economica, di attualità, ed è stato un grande didatta e ha annoverato fra i suoi allievi, oltre a Raffaele Mattioli, anche Piero Sraffa e per un certo periodo Carlo Rosselli, che ha chiamato a insegnare per un breve periodo non facile politicamente a Genova nel 24. Lo scenario in cui ci portiamo nell'ambito universitario si sposterà alla Milano dell'Università Bocconi, ma nel periodo genovese Mattioli si aprì la mente leggendo avidamente le riviste di militanti di attualità, di politica e di cultura, che inneggiavano all'interventismo, all'entrata in guerra dell'Italia, e lo stesso Mattioli, sempre per quell'ideale risorgimentale che aveva assorbito in gioventù, si schierò nelle file degli interventisti democratici, seguendo soprattutto l'unità di Salvemini, e partì per il fronte volontario nel 1915 senza essersi ancora laureato, ma portando nello zaino, si dice, alcuni dei testi di economia che stava leggendo avidamente, i classici di Pareto, Pantaleoni e poi Marshall.
E la guerra fu una prima scuola di vita. Mattioli la descrive in una sua pagina importante, in uno squarcio di autobiografia. E voglio leggervi un pezzettino per farvi comprendere anche la prosa di Mattioli. Che cosa abbiamo tratto di definitivo noi dalla guerra, che, sorprendendoci alle soglie della giovinezza, è stato il nostro primo atto di vita, la nostra prima e più grave esperienza? Il senso della disciplina, e più ancora che il senso, l'abito interiore della disciplina, che è l'accettazione di un dovere che deve essere proseguito fino in fondo. Il senso della misura delle nostre forze, della loro efficienza e insieme dei loro limiti, misura che solo il sentimento di far parte di un tutto operante può darci con esattezza implacabile. Non solo, abbiamo compreso ed appreso incancellabilmente che non esistono, in senso proprio ed ultimo, posti di comando e posti di esecuzione, che anche comandare significa ubbidire, che ogni mansione, dalla più alta alla più umile, non riceve importanza e significato che dalla subordinazione dell'intero organismo per il quale si opera, e che nessuna facoltà in sé è completa e sufficiente, se non in quanto è integrazione e complemento di altre facoltà. E quindi mortificazione del solitario egoismo individuale. E queste sembrano parole di circostanza se noi le leggiamo così su un foglio volante, ma Mattioli le aveva proprio interiorizzate e soprattutto aveva compreso il dovere della solidarietà, l'importanza dell'organizzazione e aveva anche compreso certe inadeguatezze della classe dirigente e del ceto militare. E quindi tornò alla vita civile pieno di motivazioni e di idealismo per portare a termine gli impegni che tanti suoi amici caduti non avevano potuto proseguire. È noto l'episodio di Fiume e di D'Annunzio. Prima di smobilitarsi, Mattioli faceva parte del corpo di occupazione interalleata di Fiume e come tale poteva andare da D'Annunzio e seguire le gesta del Vate nella città olocausta, come si diceva, e partecipò anche al suo ufficio stampa e divenne amico di molti giornalisti delle testate principali italiane. In più, come sapete, a Fiume c'era un crogiolo di tutti i fermenti, dai sindacalisti rivoluzionari a tutte le correnti e c'erano i famosi legionari e gli arditi. Mattioli non si fece trascinare oltre un certo limite, anche se subiva il fascino del Vate, che era suo conterraneo. D'Annunzio l'aveva apostrofato come troppo ragionatore, che aveva il ginocchio incallito come il dromedario del deserto, perché non si faceva prendere da questa retorica e vedeva anzi le problematiche di una Fiume ormai caduta in grande difficoltà e che rifiutò qualunque soluzione diplomatica. E Mattioli rientrò a Milano perché venne chiamato da Attilio Cabbiati, suo maestro, a ricoprire un incarico importante per la sua età, di grande impegno, come redattore capo della rivista bancaria. A Milano era stata fondata l'Associazione Bancaria Italiana a pochi mesi dalla Confindustria, quindi eravamo alla fine del 19, inizio del 20, e Mattioli non era ancora laureato,
ma fu presentato alla Bocconi e al rettore Angelo Sraffa da Cabbiati e prese subito posto. Vediamo qui alcune immagini di Mattioli al fronte col suo generale Vaccari e il capitano Attilio Terruzzi, a cui è stata dedicata una biografia da Vittoria De Grazia un anno fa, e pare che Mussolini a un certo punto gli avesse imposto di tagliare la barba. Sono gli aneddoti. A Trieste Mattioli aveva conosciuto il grande amore, il primo grande amore della sua vita, Emilia Tami, da cui ebbe un primo figlio, Giuliano, e il matrimonio avvenne proprio a Trieste. Mattioli si definì allora pubblicista perché si sentiva formato come giornalista per tutto l'apprendistato che aveva condotto sulle riviste del tempo, e aveva una penna molto agile, molto chiara, tanto che era apprezzato dai letterati triestini e altri compagni del fronte. E esiste un bellissimo ritratto di Gianni Stuparic che parla di due correnti, le due polle del suo temperamento, la fredda e la calda, una volontà quasi crudele e una tenerezza quasi femminile del sentire, il gioco espressivo della sua bocca dove pathos e ironia si fondevano, la modestia di un'intelligenza aperta e la frenata fierezza di una seria ambizione. E sono parole che lo colgono molto bene. E Mattioli collaborava anche alla rivista La Vedetta d'Italia. Però a Milano si trovò ad affrontare ben altri impegni. Ricevette una stanza dove si teneva la redazione della rivista bancaria, quando l'Università Bocconi si trovava ancora nel centro della città, in via Statuto, e fu molto apprezzato sia da Luigi Einaudi, che era il direttore dell'Istituto di Economia Politica, che dallo stesso rettore Sraffa, che gli affidò le chiavi dell'Ateneo, perché era tutto in misura molto ridotta rispetto ad ora, e lì alla Bocconi si tenevano alla sera delle esercitazioni sui problemi di attualità, sul servizio postale, sugli scioperi, sui problemi del carovita, le difficoltà degli alloggi. Si parlava sempre di cose concrete e Mattioli si scoprì una vena didattica importante che cercherà poi di praticare in tutti i suoi ambiti di lavoro. E lo ricordano vari dei suoi studenti, e soprattutto lasciò una grossa impronta nella rivista bancaria, perché la scriveva quasi interamente lui, con nomi fittizi, corrispondenze dall'estero, rassegna dalle riviste estere, e aveva indagato tutti i problemi monetari del primo dopoguerra e i problemi dell'organizzazione bancaria. Non sapeva però che sarebbe poi andato a praticare questo mestiere, e scrisse che era molto diverso trovarsi a guidare una banca rispetto ad averla studiata come teorico all'università. Qui ho voluto portare una dedica del maestro Attilio Cabbiati, che continuò a seguire questo allievo sul quale aveva scommesso tutto, perché fra i tanti allievi aveva preso quello non laureato da portare a Milano. E allievo prediletto, giovane amico, con l'augurio di ogni vittoria nella vita, manda con tanto affetto Attilio Cabbiati. E poi l'allievo supererà il maestro anche in certi disegni che riguardavano l'intervento dello Stato nell'economia,
Però era stato proprio Cabbiati nella rivista bancaria a avvertire che si avvicinava la necessità dell'intervento dello Stato nell'economia e che non era possibile contrastarla, ma si trattava di regolamentarla. E questo era proprio un aver messo l'allievo sulla strada maestra, e questo articolo di Cabbiati suscitò le proteste degli altri docenti liberisti che vedevano l'intervento dello Stato ovviamente come il fumo negli occhi. E questo è Angelo Sraffa, che fu proprio un grande maestro di vita e di organizzazione, e che insegnò a Mattioli a pensare in grande, perché allargava gli orizzonti del suo ateneo, dirigeva la famosa rivista di diritto commerciale, la cui redazione si teneva in famiglia. Sraffa abitava sotto i portici del Duomo a Milano, in un appartamento contiguo a quello di Turati e della Kulishov. E Mattioli e tanti giovani aspiranti anche a una formazione politica frequentavano queste sale. Scusate per la voce, ma sono i mali di stagione. Questo è lo staff redazionale della rivista bancaria. Mattioli è il primo a destra, ma c'era tantissima ambizione e pochissimi mezzi. Mattioli sperimentò in quegli anni la bohème, non aveva dove alloggiare, aveva poco da mangiare, gli assegni che gli pervenivano dalla Bocconi non erano sufficienti per mantenere sé e la famigliuola, però voleva vivere a pane e acqua, copiando a mano tutte le opere di Vilfredo Pareto. Aveva un entusiasmo e una convinzione per gli studi di economia politica che riusciva a trascinare tutti i suoi compagni di lavoro. Il suo compagno di scrivania era Paolo Vitafinzi, altro amico che diverrà diplomatico e sarà amico di Mattioli poi per tutta la vita. E tralascio la parentesi importante però del lavoro alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Milano. Per 3 anni, proprio per mantenersi, Mattioli vinse il concorso a segretario generale della Camera, che era la più alta carica esecutiva, e lì conobbe tutti i magnati, i magnati dell'industria elettrica, dei grandi commerci, e qualcuno voleva tirarlo in politica nello schieramento dell'Alleanza Nazionale che appoggiava Mussolini nel 1924. Per un pomeriggio intero stettero nella sua stanza, ma lui non si faceva trascinare. Questa era una delle sue caratteristiche, di avere le proprie antenne e di ragionare sulle circostanze. Tanto più che i suoi amici in quel momento erano proprio degli osservatori del socialismo, del laburismo inglese, e c'era Carlo Rosselli, Piero Sraffa, e si trovavano nottetempo per disegnare i futuri assetti della politica italiana, e tutti i sogni che poi furono bloccati dall'imbavagliamento della stampa alla fine del 25, e proprio a quel momento Mattioli ricevette la grande chiamata di Giuseppe Toeplitz alla Banca Commerciale Italiana, che era la più grande banca dell'epoca, di matrice internazionale, diversa da tutte le altre istituzioni del tempo, e il suo posto di lavoro sarebbe stato quello di capo di gabinetto, così si definì negli organigrammi, e comunque segretario particolare del capo, dell'amministratore delegato Toeplitz.
In questa posizione intanto si fece un sacco di amicizie all'interno della banca, perché era un uomo che incoraggiava gli amici, i colleghi, e sapeva scherzare e usare i paradossi, ed era già allora un maestro molto apprezzato anche dai coetanei. E Toeplitz lo mandò a seguire le trattative per il collocamento delle azioni della banca commerciale nelle borse estere. Soprattutto si preparò lo sbarco a Wall Street, e quindi abbiamo un gioco di telegrammi e di mansioni da segretario particolare che Mattioli svolse con trasporto, con quella sua modestia che abbiamo visto e chiarezza. Andava spesso anche nella villa di Toeplitz a Sant'Ambrogio Olona, che era la sede di artisti polacchi che venivano a rifugiarsi da Toeplitz. E fu amico della scultrice Lednicka, amica della più famosa Tamara Dell'Empiska, di cui si torna a parlare adesso con le mostre dell'Art Déco. Nel frattempo Mattioli si era risposato ed ebbe 3 figli con Lucia Mattioli, la sua devota seconda moglie. Un viaggio molto avventuroso fu quello negli Stati Uniti. Qui lo vedete in partenza sul transatlantico Duilio da Napoli per New York nel maggio del 28. Toeplitz è quello col pizzetto e il bicchiere in mano, e alla sinistra c'è Mattioli con accanto l'apprendista segretario Giovanni Malagodi, altro personaggio molto importante che pure si rifugiò in banca perché ormai la carriera giornalistica, filosofica, politica era preclusa. E in più il padre di Malagodi era il senatore liberale Olindo Malagodi, che era consigliere della banca commerciale, noto antifascista. E qui erano gli anni dorati qui siamo alla sala da ballo del transatlantico, con Malagodi che balla e Mattioli che parla di lavoro con Toeplitz. E Mattioli rimaneva modesto, seguiva il proprio percorso di vita, però con i primi denari, perché la struttura del salario nella banca commerciale era ben diversa da quella degli enti pubblici, e c'era la parte fissa e la partecipazione agli utili, e questi primi guadagni volle dedicarli alle riviste letterarie, ai suoi amici in difficoltà che volevano continuare a scrivere. Soprattutto i letterati puri trovavano una grandissima difficoltà a riproporsi nel mondo del lavoro. È stato un tornante storico drammatico per la vita intellettuale. Mattioli finanziò dapprima la fiera letteraria diretta da Umberto Fracchia. Ci sono qui i documenti nelle carte Fracchia a Genova, e voleva a un certo punto riformare la rivista e diventarne il principale azionista, ma poi si orientò invece a salvare questa rivista più importante, La Cultura, che era una rivista di letterature comparate rivolta agli amatori di cultura colti, che doveva servire a istruire la borghesia che legge poco. Era una rivista con grandi tradizioni, dai primi direttori, Bonghi, De Lollis, e si componeva di diversi cenacoli letterari che non parlavano tra di loro. C'erano i romani, i fiorentini, i milanesi, e Mattioli trovò il modo di riunirli, soprattutto a casa sua, perché al lunedì sera si teneva la riunione di redazione della rivista La Cultura con direttore Arrigo Caiumi, una mente indipendente, vedo che qualcuno lo conosce,
e autore poi dei Pensieri di un libertino, che è tuttora uno dei libri più belli dei liberi intellettuali del periodo fra le due guerre. A Mattioli serviva radunare gli amici nella sua casa per riequilibrare la fatica delle sue giornate di lavoro, i grandi rischi che doveva affrontare in banca, perché, come sappiamo, con l'avvicinarsi della grande crisi la Comit rischiò il fallimento, non aveva più neanche un centesimo in cassa una sera, quando il direttore centrale Michelangelo Facconi, genovesi, andò da Toeplitz a chiedere istruzioni, perché entro 24 ore avrebbe dovuto chiudere gli sportelli. E lì Mattioli si mosse proattivamente, perché aveva già inviato dei promemoria per la regolamentazione dell'economia italiana, quindi per una riforma del sistema bancario e finanziario che permettesse alle 3 banche miste, che erano tutte e 3 molto indebitate, di superare il periodo della grande crisi. È da ricordare che non solo le banche erano immobilizzate per il crollo della borsa e del valore dei pacchetti industriali, ma possedevano il proprio capitale. Questo era uno dei grandi errori, diciamo, di Toeplitz, e nasceva dal periodo delle scalate bancarie, dalla necessità di difendere l'autonomia della banca, in questo caso per la Comit dall'assalto del gruppo genovese dei Perrone nei primi anni 20. Non si era più riusciti ad avere un sufficiente numero di capitalisti a fermo per le banche. E quindi Mattioli ideò un ente che rilevasse tutto questo malloppo che avevamo in corpo, così scriveva Mattioli, e con la promessa che le banche, l'impegno che le banche sarebbero diventate istituti di credito ordinario, limitando quindi l'attività rischiosa, cosa che non era però possibile nel breve termine, perché le imprese avevano bisogno immediato di proseguire a pagare i salari, a continuare i collocamenti in borsa, eccetera, eccetera. E Mattioli si assunse una scommessa enorme, così la definì Giovanni Malagodi, di risanare la banca nell'arco di 2 anni, una cosa che non era tecnicamente possibile probabilmente, però era la scommessa per mantenere la successione interna ai vertici della banca commerciale, perché la gran parte dei dirigenti furono estromessi in quanto legati al vecchio corso della banca mista e a Giuseppe Toeplitz. E si trattò di trovare gli uomini non compromessi nel rapporto banca-industria. Infatti Mattioli non aveva mai voluto le cariche da consigliere nelle società industriali, perché percepiva che i tempi stavano cambiando. E quindi insieme, ecco, qui vediamo che venne eletto al vertice della banca il 25 marzo del 1933 insieme a Michelangelo Facconi. Toeplitz, come ultima scelta, scelse il collaboratore più giovane e il più anziano. E i 3 personaggi che aiutarono Mattioli in questa frenetica riforma organizzativa della banca furono in primo luogo sicuramente Giovanni Malagodi, in secondo luogo Giorgio Di Veroli, meno noto ma importantissimo, era il capo delle partecipazioni industriali della Comit, ingegnere di origine triestina, che fu prestato all'IRI insieme ai pacchetti azionari, perché nel trapasso occorrevano le persone competenti per gestire le imprese.
E Di Veroli stette il minimo possibile nell'IRI, anche se gli avevano promesso la carica di direttore generale, e tornò in banca a dirigere la tesoreria estero in periodo di autarchia e sanzioni, proprio nel momento più difficile, nel 1935. E il terzo collaboratore importante fu Antonello Gerbi, capo dell'ufficio studi, giovanissimo, che poi guiderà i gruppi di studio degli economisti di banca. Ebbene, tutti e tre questi collaboratori Mattioli li perderà temporaneamente a causa delle leggi razziali, perché tutti e tre dovettero riparare all'estero. E quindi rimase il solo Mattioli a gestire quello che vi stavo dicendo, l'autarchia, il controllo dei cambi. La clientela però era di carattere internazionale, quindi in qualche modo occorreva mantenere i rapporti con le banche estere, continuare ad avere i crediti commerciali di accettazione dalle banche estere e in più Mattioli era sorvegliato, come noto antifascista, però si era cautelato chiudendo la rivista La Cultura proprio nel 1934 per non mettere a rischio la banca commerciale. Il momento in cui lui ne diventava il capo non doveva avere interessi letterari, culturali in una rivista di fronda. E in più ecco, l'attività antifascista di Mattioli fu notevole perché era al corrente dell'espatrio di Turati e di tanti personaggi e, come molti sanno, aiutò Sraffa nel sostenere Gramsci durante la prigionia e il terribile periodo poi della morte. Però il regime aveva bisogno di questi tecnocrati, erano pochi e molto stimati e sapevano fare bene, perché la banca commerciale ritornò in bonis, quindi risanò i bilanci un anno dopo il previsto, alla fine del 1935. E Mattioli deve essersi sentito molto molto più leggero perché era coinvolto con il suo onore e con la sua carriera, ma da lui dipendevano migliaia di dipendenti e già in quel periodo di ristrutturazione aveva dovuto procedere a massicci licenziamenti che oggi non sarebbero più possibili. Un 25% fu lasciato a casa, da 6.000 si scese a 4.500 collaboratori. C'è da dire che molti risalivano al periodo della fondazione della banca e stavano completando il periodo di servizio. Però furono dei momenti disastrosi per le famiglie e un clima terribile, e c'erano i sindacati fascisti anche che se la prendevano abbastanza, soprattutto con Malagodi, che era un uomo dal braccio di ferro e meno diplomatico rispetto a Mattioli, perché bisogna capire anche queste doti umane di comprensione, di rapporti interpersonali in cui Mattioli eccelleva. Mattioli si scriveva i suoi discorsi, era bravissimo nel tracciare gli enunciati strategici per la nuova banca di credito ordinario e nello scuotere i colleghi che non trattassero le imprese come se fossero tutte uguali, perché c'era un'atmosfera grigia e incolora nelle sedute del comitato di direzione. Era fra l'altro un comitato alla tedesca con le decisioni collegiali del management. Anche questa era una cosa diversa da quella di tutte le altre banche dell'epoca. E tutto questo periodo è stato raccontato, gli scritti di Mattioli e Malagodi sono stati pubblicati da noi con l'ausilio dell'editore Aragno, che ha sempre voluto costruire una sezione mattioliana nel suo catalogo. E l'atmosfera era greve, qui vedete la sala delle assemblee della banca, allestita col ritratto di Mussolini, ma con tutti in camicia bianca, se questo può voler dire qualcosa.
E poi cominciò subito la problematica del sostegno ai perseguitati, gli ebrei tedeschi che si rifugiarono in Italia, convinti che l'Italia non avrebbe mai preso provvedimenti analoghi a quelli della Germania. Quindi si trattava di mettere in salvo i loro averi, di trasferire i fondi. E nel frattempo non arrivavano più i giornali esteri, però la banca aveva delle deroghe e i giornali che non arrivavano in banca arrivavano in Vaticano, perché era necessario non interrompere i contatti e le informazioni con l'estero. E diventò importantissima la sede della rappresentanza di Roma della banca. Era come un ufficio diplomatico affidato a un marchese di fede monarchica, liberale, cattolica, un grande umanista e un grande diarista, che annotò tutti i giorni gli appuntamenti di Mattioli con i personaggi che venivano a trovarlo, che potevano essere i perseguitati da un lato, ma venivano gli esponenti dei diversi partiti e movimenti politici. E si cercava di non farli troppo incontrare nei primi tempi, soprattutto i monarchici liberali con i comunisti o i socialisti con i comunisti. C'erano, come sapete, molte divisioni settarie. E Mattioli però lì esercitò un ruolo molto importante come coordinatore di tutte le opposizioni, perché l'ambiente della banca era a Palazzo Colonna in piazza Santi Apostoli a Roma. Era un luogo appartato, al sicuro dagli occhi della polizia politica, e Mattioli era l'uomo delle pronte soluzioni, che trovò il modo di far espatriare gli ebrei che non si erano mossi per tempo per rifugiarsi all'estero, e poi c'era un delicatissimo sistema di trasmissione dei dispacci, manoscritti recapitati a mano con i corrieri aziendali della Fiat, della Pirelli e della Comit, per mandare i messaggi direttivi da Roma a Milano nel caso della Comit. Mattioli volle che la direzione centrale fosse ufficialmente autorizzata ad agire da Roma, perché era col governo dell'Italia liberata che si doveva fare i conti e cercare soprattutto di aiutare una ripresa dell'economia, dato che ormai i tecnici e anche gli stessi economisti non erano più esperti, erano i fuoriusciti che tornavano dopo 10-20 anni di assenza, e quindi i pochi che erano rimasti in Italia a difendere le istituzioni erano preziosi come consulenti dei ministeri. E nel mio libro io ricostruisco, soprattutto con la fonte del diario di Massimiliano Mainoni di Intignano, le avventure e disavventure politiche di Mattioli. Dapprima tutta la drammaticità degli anni 43-45, quindi quando arrivavano al mattino presto le notizie della deportazione degli ebrei dal ghetto, dell'eccidio delle forze ardiatine, Mattioli era informato nel giro di un'ora, e in genere era la marchesa Benzoni, aristocratica ribelle, che portava i messaggi, anche facendo da trade union con Casa Reale. E dopo Mattioli era impredicato per diventare ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia, perché anche la Banca d'Italia si era molto compromessa, se si pensa alla vicenda dell'oro soprattutto sequestrato dai nazisti. Si diceva la valigia di Azzolini, cioè, nei messaggi cifrati. Però l'Italia era, cioè, i politici che erano tornati al governo erano ancora i vecchi,
quelli che c'erano negli anni '20, gli ultimi liberali, Bonomi, e molto, molto spaventati anche dal pericolo di rivolte sociali, c'era miseria, c'era disordine. E quindi i personaggi che vengono scelti nelle istituzioni sono di carattere più moderato, sicuramente personaggi di valore, perché alla Banca d'Italia andò Einaudi e al Ministero delle Finanze andò Stefano Siglienti, grande antifascista e poi futuro presidente dell'ABI e dell'IMI. Però Mattioli non lo volevano, lo guardavano come un pruno in un occhio, perché parlava chiaro e aveva ormai un'impazienza per varare delle riforme, cioè capiva che il ventaglio per riformare il nostro paese e le sue istituzioni si sarebbe chiuso molto in fretta e quindi bisognava approfittarne subito. E in questo ventaglio di riforme pose il progetto di formazione della Mediobanca, di costituzione di Mediobanca per il credito finanziario, per il sostegno alle imprese che ormai mancava nella nuova legge bancaria. Glielo fecero attendere 16 mesi, dall'agosto 44 all'aprile del 46, perché erano tutti spaventati dall'intraprendenza e dalla visione chiara che Mattioli aveva. E Mattioli diceva che non si poteva perdere tempo perché le emergenze della ricostruzione erano tantissime, tanto che accettò di partecipare alla missione diplomatica dell'Italia, missione economica dell'Italia negli Stati Uniti, per andare a reclamare presso gli americani quanto dovuto per le AMLIRE, l'erogazione di tutte le spese di guerra alle armate americane. In pratica non c'era più una unicità di emissione della moneta, la Banca d'Italia era completamente esautorata e almeno si ottenne di ridare questa autorità e autonomia, che non è cosa da poco, la possibilità di riprendere a fare i conti. Però su tutto il resto Mattioli aveva raccolto la documentazione di tutte le distruzioni di guerra, aveva chiesto alle filiali su tutto il territorio italiano di mandare la segnalazione di ciò che urgeva ricostruire. Il governo americano si trovò in parte bloccato per dissensi con gli alleati inglesi. Gli inglesi non vedevano bene l'Italia come un paese autonomo e che si ricostruisse. Era per loro un paese vinto e che doveva pagare fino in fondo soprattutto la colpa di aver avuto il fascismo, e se fosse stato in mano soltanto a loro la ricostruzione sarebbe stata molto più difficile. E perciò gli americani temporeggiarono, non ricevevano i delegati italiani, si parlò di un fallimento di questa missione, ma il governo italiano non era ufficialmente riconosciuto e aveva potuto mandare solo una missione informativa. E Mattioli disse: avete raccolto il quadro della nostra tragedia, senza però farvi coinvolgere e senza risponderci. Però si mise subito a scrivere dei promemoria, a riassumere lui il senso di quella missione e a far mandare una relazione molto accorta una volta tornato in Italia, perché era abile nella stesura di leggi, di progetti, di disegni di legge, di progetti di enti finanziari, e aiutò tutti in quel periodo, fra cui molto aiutò il governatore Donato Menichella. E adesso qui non stiamo ad entrarci nei particolari. E qui ecco, volevo farvi vedere
I soldi dati alle formazioni partigiane con l'autorizzazione degli alleati formavano un semplice foglio di dare e avere della banca e vi si leggono giorno per giorno tutti i fondi dati in piccoli biglietti di banca e si erano completamente dileguati i tagli piccoli, però le bande partigiane non potevano spendere assegni o altri titoli di credito e quindi le banche si tenevano questi pacchi, qualcuno dormiva in banca anche per sorvegliare questi fondi nell'attesa di consegnarli. E in Piazza della Scala a Milano c'era una centrale del CLN che preparava documenti falsi e aiutava a scappare insomma, i personaggi in maggiore pericolo. Ecco, nel secondo dopoguerra Mattioli sceglie di restare alla banca commerciale. Ebbe queste sue disavventure politiche, non insistette per avere delle cariche. A un certo punto sappiamo che Togliatti gli fu molto vicino e andava a imparare da lui come si gestiva l'economia, che cosa voleva dire l'inflazione per le classi lavoratrici, e pareva che Mattioli potesse diventare il consulente economico del Partito Comunista dopo il 48 o nelle elezioni del 48, ma all'ultimo i socialisti negarono il loro appoggio elettorale perché per poter vincere Mattioli si sarebbe candidato a Pescara e non era sicuro di vincere, ma poi in tanti scritti suoi lui dice che non poteva abbandonare un valore così importante per l'economia, la società, il futuro dell'Italia, come era la banca commerciale. E quindi rimase al suo posto dedicandosi moltissimo alle iniziative culturali. E qui negli ultimi 5 minuti vorrei dedicarmi a questo. Ecco, io ho cercato di ricostruire il modello di aiuto di Mattioli agli intellettuali e alla cultura e ho trovato delle somiglianze nella valutazione del merito di credito, come si faceva per le aziende. Così esistevano dei consiglieri culturali, amici di Mattioli, per valutare i moltissimi progetti che arrivavano di finanziamenti, di libri, aiuti a giovani studiosi. E si andava poi da dei progetti saldamente fondati di istituti programmati fino al minimo dettaglio e adeguatamente finanziati, agli interventi di emergenza, e noi sappiamo quanti sono le necessità di emergenza nel mondo della cultura ma anche dell'economia, e Mattioli aveva questa tempestività di intervento, non dava fondi abbondanti ma dava quei fondi che permettevano la continuità e la sopravvivenza delle iniziative. Scusate. Le sue opere principali si legano al grande maestro Benedetto Croce. Mattioli l'aveva studiato fin dalla giovinezza e frequentato poi dalla fine degli anni 30, ideando la fondazione dell'Istituto Italiano di Studi Storici a Napoli, che era un istituto di alta cultura per un ciclo di studi di perfezionamento frequentato sia da borsisti italiani che internazionali. Le lezioni si sarebbero tenuti nel palazzo di Benedetto Croce, con la possibilità di utilizzare la sua biblioteca e sotto la supervisione scientifica del maestro,
e del direttore dell'Istituto di Studi Storici, che fu Federico Chabot. Federico Chabot era stato scoperto da Mattioli già nel 1939 a Milano, insieme a Ugo La Malfa, e avevano ideato la collana di storia economica della Banca Commerciale Italiana, che poi uscì più tardi, negli anni 60. E di Chabot Mattioli scrive un ritratto bellissimo e soprattutto Mattioli amava l'atmosfera familiare e di discussione dell'Istituto Croce. Una volta all'anno si recava a maggio all'istituto e discuteva con i borsisti perché aveva conservata questa passione per la didattica e per i giovani e i migliori li chiamava anche a Milano e poi sorvegliava gli storici contemporanei, perché in Italia abbiamo avuto un po' di difficoltà nel varare le cattedre di storia contemporanea, perché avevamo più la storia del Risorgimento che si prolungava sempre. E invece ormai, arrivati negli anni 50, bisognava assolutamente che la disciplina diventasse autonoma e si liberasse dal settarismo ideologico, perché come sapete il mondo degli storici si è molto diviso tra i liberali, i gramsciani, i De Feliciani. Il bello dell'Istituto Napoletano è che erano ammessi tutti e parlavano, discutevano e anche si accapigliavano tra loro, e da quelle discussioni è nato sicuramente un miglioramento della qualità degli studi storici. E Mattioli alla morte di Croce divenne il presidente. E si sentiva con la sua modestia un pochino inadeguato rispetto alla figura del grande filosofo, ma ci ha lasciato i suoi scritti su un libretto voluto dall'editore Scheiwiller e col titolo Fedeltà a Croce. È un libro che io lascio poi qui all'istituto e che raccoglie 3 prolusioni di Mattioli, con dei tratti filosofici e autobiografici di Mattioli molto importanti. E infatti, secondo me, negli anni Mattioli si tornerà a studiare per la sua valenza intellettuale e didattica. Non abbiamo finito di imparare da lui e io vedo anche, rileggendo i suoi scritti, prima sembrano così scorrevoli al limite quasi del banale e poi dicono delle grandi verità e soprattutto incitano all'azione, al coinvolgimento, all'impegno morale. E questo impegno morale Mattioli lo vide fino alla fine dei suoi giorni, quando proprio col gruppo dei crociani, dei professori allevati all'Istituto Croce, volle creare un'associazione per la formazione della classe dirigente nell'Italia unita, perché il difetto principe del nostro paese sta nel non volersi assumere troppe responsabilità, cioè in ogni mestiere ci sono dei compiti da classe dirigente, c'è una gestione degli affari comuni e dell'interesse generale, e questo per Mattioli era stato un credo di tutta la sua vita. Sento le 6 del... sì, ho solo ancora 2 cose da... Sì. E quindi voleva fondare una nuova rivista e raccogliere tutti gli studi che nascevano su questo argomento nei vari atenei italiani, portando insieme, superando gli steccati, mettendo insieme gli storici cattolici, gramsciani, liberali, eccetera. E purtroppo alla sua morte questo progetto si arenò. L'ultima cosa di cui non si può non parlare è l'impegno di Mattioli nella casa editrice Ricciardi.
L'inizio di questo suo coinvolgimento è nel 1938, anno difficile, ma se c'era bisogno Mattioli c'era, anche se aveva molto da fare in quel periodo. E sovvenzionò l'amabile e bravissimo editore napoletano, che però non sapeva fare molto bene i conti, o comunque l'editoria passava dei periodi tremendi di crisi, e c'era anche un legame parentale attraverso un cugino di Mattioli. E Mattioli seppe mantenere all'editore Ricciardi la sua autonomia di scelte e di rapporti con gli intellettuali napoletani, perché anzi ci fu una fioritura di studi sulla civiltà e la cultura napoletana, che deve molto questi studi devono molto a Mattioli, ma nel contempo ideò la grande collana, la collezione si chiamava, la letteratura italiana, storia e testi. Ecco, già l'aver introdotto la parola storia significava superare degli steccati disciplinari, quindi si evitava di rimanere nella pura letteratura, anche perché Mattioli diceva che gli scrittori d'Italia, fra i più importanti, ci sono gli scrittori civili, perché volle dare ampio spazio ai pre-illuministi, ai famosi illuministi italiani in 5 volumi, poi agli storici dell'Ottocento, ai critici d'arte, agli scrittori di teatro, cioè non vedeva questi steccati nella nostra comune civiltà e intendeva riproporre al pubblico italiano, per formare la classe dirigente, un corpus attendibile del nostro migliore sapere condiviso. E aveva scelto i maggiori storici e specialisti di ciascun periodo e di ciascun autore, sottoponendo il piano di lavoro ad altri specialisti, perché fin dall'inizio del progetto questo doveva nascere condiviso, questa iniziativa, non l'iniziativa di Mattioli rispetto all'iniziativa di Mondadori, di Rizzoli, doveva essere per tutte la cultura italiana. E quindi abbiamo dei bellissimi carteggi che sono stati salvati fortunosamente, soprattutto dal responsabile editoriale Gianni Antonini, con cui ho avuto il privilegio di collaborare e poi ho ascoltato le sue testimonianze dal vivo. E quindi lì si apre un enorme cantiere e so che ci sono dei letterati che vorranno riprendere a studiarlo, perché è un'impresa completamente diversa da tutte le altre e che non era volta al guadagno. Cioè Mattioli aveva investito del suo, completamente del suo, non c'entra la banca commerciale, ed era disposto a spenderci anche molti denari, perché la cultura matura in tempi molto lunghi. C'era quest'idea che allevare i giovani talenti è un'opera collettiva, di nuovo, e di lunghissima gettata, di lunga attesa e di paziente cura, come nell'agricoltura si parla di vivai. E infatti questo senso del vivaio era molto presente anche nei successori di Mattioli, quando io sono arrivata nei corridoi della banca commerciale. E con questo vi ringrazio e se ci sono delle domande mi fermo. Ringrazio tantissimo la professoressa Pino, davvero una conferenza piena di stimoli. Ci sono delle domande, delle curiosità? Il
rapporto con Piero Sraffa è rilevante anche per la trasmissione e la custodia dei quaderni del carcere di Gramsci, ecco. E fra l'altro è stato riportato da un comune conoscente che conosceva sia Sraffa sia Mattioli, che una sera a cena Sraffa e Mattioli svilupparono una nuova teoria del saggio di interesse. Purtroppo nessuno dei due si preoccupò di scriverla, quindi questa teoria è andata perduta. Naturalmente può essere anche che qualcuno poi l'abbia riscoperta o che non la giudicassero importante. Si può anche ricordare che l'Unità negli anni '80 ripubblicò in un volumetto una lettera formale di Mattioli a Togliatti in cui gli formulava dei suggerimenti per la politica economica. Sì. Può dirci il suo nome e chi ha sentito come testimoni? Kelemen, Peter Kelemen, l'autore di questo saggio. È edito da Rubettino negli anni... Sì. Ecco. Sì, grazie per la domanda. Piero Sraffa rimase fraterno amico fin da quei primi tempi delle discussioni con la ditta di idee liberal socialiste all'inizio negli anni '20, e Sraffa calava in Italia spesso e recentemente è stato ripubblicato un saggio che parla delle traduzioni delle opere di Keynes. Sraffa tradusse il Trattato per la riforma monetaria nel 25, l'anno importante per cercare di moderare la quota 90 alla riforma monetaria deflazionista. E riguardo alla teoria dell'interesse, fortunatamente stiamo lavorando insieme all'amico Sandro Gerbi alla ripubblicazione delle relazioni di bilancio annuali di Mattioli. E lì è stato possibile riguardare molti interventi di Mattioli sul cartello bancario, sulla moderazione dei tassi di interesse e su come una politica monetaria può diventare anche molto fuorviante rispetto alla necessità di fornire il credito all'economia. E si è salvata una memoria che risale però al 1948, allorché ci fu una levata di scudi degli imprenditori contro le banche per il denaro caro, e Mattioli passò poi molto tempo a controbattere agli imprenditori, sostenendo che invece si attuava una moderazione nei tassi attivi per gli imprenditori. E poi non abbiamo però nessuno scritto del periodo del pensionamento, perché fu molto breve. Mattioli lasciò la banca nell'aprile del 72 e morì l'anno successivo, e aveva tante idee, voleva anche scrivere un saggio sul Don Ferrante manzoniano e aveva sguinzagliato i suoi amici letterati e manzoniani per ridare un'identità storica a Don Ferrante, e avrebbe continuato ancora se una malattia non ce l'avesse portato via. Invece, ecco, sulla questione dei quaderni di Gramsci, è un po' controverso il passaggio di questi quaderni nei locali della banca commerciale. Cioè, si sa che Sraffa seguì e protesse questo movimento dei quaderni, ma non si ha la prova che in quel palazzo Colonna alla morte di Gramsci siano andati i quaderni per qualche giorno. Più che una domanda, siccome è una persona eccezionale, Mattioli, di un eclettismo, ho l'impressione che si sia un po' calcato l'aspetto culturale, che ovviamente non è normale nei banchieri, però lui dal punto di vista della gestione imprenditoriale, a mio avviso, fece due decisioni importantissime. Specializzò la banca nel commercio con l'estero, e come accennato in un periodo di autarchia, e difatti ancora fino agli anni 60, se un'impresa aveva un problema o una forte propensione nel commercio con l'estero,
si andava alla commerciale perché era Sì. il soggetto che meglio di quello nazionale. E secondo, un altro importantissimo ruolo di carattere più di politica economica è la spaccatura tra il credito ordinario e il credito industriale, di cui fu uno dei maestri fondatori e che ha retto il sistema economico italiano fino agli anni 90. E questo è un altro aspetto che mi sembrano, un attimo se volesse sottolinearlo eventualmente. Grazie. Sì. Mattioli partecipò alla stesura della legge bancaria del 1936, propugnando questa netta separazione tra banche di credito ordinario e istituti di credito finanziario. Poi con l'andare degli anni, soprattutto intorno al 1953, quando nasce la legislazione per il credito all'esportazione, le banche di credito ordinario non potevano competere con gli altri istituti degli altri paesi perché avevano formalmente il vincolo degli impieghi a un anno. E Mattioli cominciò a invocare una revisione della legge bancaria. Questo finora non si sapeva tanto. E l'idea di Mattioli comunque era di osservare le regole del gioco. In questo è stato un grande maestro. E purtroppo non avvenendo queste riforme, gli istituti di credito si arrangiavano e scartellavano e questo ha creato un disordine nei nostri mercati, anche una concorrenza spesso sleale tra gli istituti. E quando ci furono le strette monetarie nel 1953, nel 1962, dopo l'ondata di sviluppo del miracolo economico, Mattioli si rese conto che le imprese non venivano finanziate adeguatamente, avevano compiuto investimenti molto grossi per sostenere la concorrenza tecnologica, la sfida della produttività rispetto agli altri paesi europei anche, ma una improvvisa gelata nei mezzi finanziari avrebbe potuto nuocere. E in quel momento le nostre istituzioni, con un clima politico instabile anche, perché è lì che entra la grande responsabilità della politica, non si fecero i passi che avrebbero permesso di spingere ancora avanti quel trend virtuoso dello sviluppo per qualche anno. E quindi era empirico anche Mattioli, cioè mentre dettava le regole e le seguiva, si rendeva conto che la situazione di fatto poteva mutare e con questa mutava l'atteggiamento dei banchieri. Mi scusi. Un'idea che mi è venuta in mente: esistono delle testimonianze di rapporti tra Raffaele Mattioli e Alfredo Pizzoni, visto che hanno vissuto a Milano nella stessa epoca, facendo lo stesso mestiere e finanziando la Resistenza e avendo sì. diciamo idee politiche e culturali molto simili? Sì, Pizzoni ebbe una grossa ascesa al vertice del credito italiano, divenne il presidente dopo la liberazione, perché è stato un eroe della Resistenza ed era amico di quel marchese Mainoni, era compagno di studi, quel diarista di cui vi ho parlato. E erano gli amici che si ritrovavano al ristorante del Conte Ugolino, era un gruppo di studenti di giurisprudenza per lo più. E poi nei rapporti con gli americani si sono mossi indipendentemente, quindi non c'è un carteggio, ma sicuramente c'è un rispetto reciproco, ecco, ma non hanno compiuto insieme delle iniziative, mentre Mattioli aveva collaborato anche per la difesa degli ebrei con i vertici del credito italiano per cercare di
ritardare l'emanazione dei provvedimenti e di proteggere i dipendenti di banca. Prego. Ci sono domande altre? Non crede che l'avere avuto Mattioli un'esperienza formativa così importante, in primo luogo con Attilio Cabbiati, abbia contribuito a potenziare in lui questo senso di generosità e di formazione dei più giovani per una classe dirigente, che sia anche una forma di trasposizione di un'esperienza personale? Sì. Concordo pienamente, perché proprio la Bocconi che vi ho descritto era un luogo di formazione della classe dirigente. Cabbiati poi ha fecondato qui la scuola di Genova sicuramente, e a Milano il tutto era diventato un gioco più in grande, e sicuramente Mattioli ha preso a suo modello i suoi maestri moltissimo, e ha preso tutto il meglio da tutti gli interlocutori che aveva, e gli pareva strano che altri dirigenti e membri della classe dirigente non sentissero questo bisogno di formare le nuove leve. Ad esempio, un aneddoto che c'è nel libro: Mattioli voleva far nascere il vocabolario della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca, perché altri paesi l'avevano già, la Francia e la Spagna, e voleva che a capo di questa iniziativa ci fosse Agnelli. Cominciò a scrivere a Gianni Agnelli, che però si rifiutò, cioè Mattioli glielo prospettava come un onore oltre che un dovere. Invece altre volte riuscì a fare avere i fondi all'Istituto Italiano di Studi Storici, con la clausola che la durata fosse decennale, perché un istituto di alta cultura non poteva limitarsi al finanziamento anno per anno, e quindi le banche e anche alcune imprese finanziarono largamente, mentre non volle ricevere i fondi statali. Cioè riteneva che gli imprenditori privati, lui anche se era dirigente dell'IRI, del gruppo IRI, si riteneva privato, avevano le loro responsabilità, come i magnati americani, per esempio. La fondazione Rockefeller era stato un grande modello per gli italiani, aveva accolto i nostri borsisti là negli anni, fine anni 20, anni 30. E così qualcuno lo seguì, la Fondazione Cini, la Fondazione Einaudi fu creata con la partecipazione di Sraffa e di Mattioli dietro le quinte. Loro agivano ma non volevano farsi vedere, erano inapparenti. Questo ha reso parecchio difficile il mio lavoro di ricostruzione, però poi guardando bene nella documentazione si trovano. E l'altro è Feltrinelli, la grande biblioteca di storia del lavoro. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio la professoressa Pino, grazie davvero di tutto. Grazie a voi. Vi dico solo che lunedì prossimo, lunedì 17, ci sarà una conferenza di Stefano Vannin dell'Università di Genova, intitolata Insetti, dalle teche dei musei alle aule dei tribunali, dai laboratori ai libri di storia.